Venerdì 31 marzo 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. In primo piano una notizia che ci porta a Cortina d'Ampezzo. Cortina Ski World bilancio super. Molto positivo, molto positivi i numeri di fine stagione degli albergatori ampezzani. Si prevedono piste aperte fino all'inizio di maggio. Nel periodo 1 gennaio-19 marzo registrati ben 6,4 milioni di passaggi sugli impianti. Effetto traino degli eventi sportivi. L'approfondimento di Di Bona vi aspetta a pagina 3. Scuola, caos mense, menù da carcerati ai nostri bambini, la denuncia di Nicolini, pediatra e consigliere comunale nel capoluogo. Pasti da carcerati ai bambini delle mense delle scuole di Belluno. È successo solo un paio di giorni in concomitanza con degli scioperi o manifestazioni, ma l'argomento approdato alla seduta dell'ultimo consiglio comunale grazie all'interessamento dei consiglieri di Belluno di più, Gian Giacomo Nicolini e Anna Candeago. Sul piatto riso o pasta in bianco, contorno, frutta, pane, ma i costi per i genitori sono rimasti gli stessi. Ha ricordato il consigliere Nicolini. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 5. E sempre dal capoluogo, Pingitore scopre una discarica a Sopracroda, una discarica a cielo aperto a Sopracroda. Ora basta, contro queste persone servono sanzioni severe, a dirlo è il consigliere Francesco Pingitore. Sport bellunese, cambio di allenatore il giorno prima della finale, colpo di scena a Feltre, la squadra di hockey che sta attirando tanto entusiasmo attorno alla sua straordinaria cavalcata, domani affronterà la gara 1 della finale promozione senza il suo allenatore, lo ha annunciato un comunicato della società improvviso ieri pomeriggio. Si parla di dimissioni, ma la versione di Fabio Zampol, tecnico di Sondrio, che vive con la famiglia in Trentino, è diversa. Il contratto di collaborazione con il club scade oggi e quindi domani ne sarebbe servito uno nuovo. Per il club invece c'era un accordo fino al 2024, ma non è stato trovato un accordo. In panchina andrà Ferdinando Coppa. Ancora da Feltre, motociclisti e tifosi di hockey a migliaia. Domani sarà un sabato infuocato a Feltre. Foto di copertina, Ghedina è di nuovo papà e ora in barca con Tomba. Cristian Ghedina se la ride nella foto con l'amico Alberto Tomba. I due saliranno a bordo della stessa barca per affrontare la Venezia-Monte Carlo, competizione motonautica offshore. Intanto martedì è nato a Bressanone il secondogenito Brian. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Canale d'Agordo, il Papa Beato richiama meno turisti del previsto. Ritorno turistico del Papa Beato inferiore alle attese, così la Fondazione si attrezza e offre a chi soggiorna nelle confinanti vallate trentine una card di sconto per i luoghi di Luciani. Tra le novità della prossima estate, per i turisti che soggiorneranno nelle valli trentine di Fassa e Fiamme, la card dei servizi che garantirà un'agevolazione economica per visitare a Canale il museo e la sua casa natale. Feltre, lavoretti estivi ai giovanissimi li paghiamo con dei buoni. Notizia che riguarda in questo caso le attività commerciali del territorio. Per quanto riguarda lo sport, per 3 giorni Belluno diventerà la capitale della pallamano giovanile in snowboard. Dal Masso, oro tricolore davanti a Elisa Caffont. E ancora da Belluno, aziende ancora in attesa dei fondi 2019 per Vaia. Dopo il primo finanziamento per le imprese private, tra questi le regole, comitati frazionali e aziende boschive, tutto si è bloccato. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda l'emergenza siccità e questo è il titolo che è presente. Uso dell'acqua limitato, ecco il piano dei sindaci. GSP emetterà un avviso settimanale sulle riserve idriche, pronto lo schema con 3 livelli di azione, alle prime avvisaglie, stop alle irrigazioni. Nei casi più gravi si fermano anche le imprese. Notizia dalla sanità bellunese, 3 medici in più per le patenti, la commissione può respirare. L'azienda sanitaria mette sotto contratto 3 pensionati per ridurre le attese. Feltre, sezione Caia, Renzo Zolletti il testimone di De Simoi. Longarone, viale intitolato ai soccorritori del Vajont, omaggio civico. Un viale in zona Fiera ricorderà i soccorritori del Vajont, l'inaugurazione il 9 di ottobre. E sempre dal capoluogo, l'elenco regionale dei passi invalidi, l'accesso alle ZTL sarà più semplice. L'amministrazione bellunese aderisce alla
all'accordo regionale, interessati 800 concittadini. E la foto di copertina riguarda la notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno: hockey, Feltre senza allenatore alla vigilia della finalissima. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, il nodo dell'immigrazione, migranti condanna all'Italia, il trattamenti inumani e detenzioni arbitrarie di 4 tunisini, Strasburgo violata la convenzione sui diritti dell'uomo. Questo è il titolo che apre pagina 2, l'allarme del Consiglio d'Europa e violenti respingimenti in molti stati UE. E sempre a proposito dell'immigrazione in Italia, consensi giù, Meloni perde il 3%, pesa la gestione degli sbarchi, lieve flessione dei consensi anche per Fratelli d'Italia che resta il primo partito e per Schlein meno 2%, parliamo del PD. I migranti tornano tra i temi caldi, ma per un italiano su 2 il vero timore è il caro vita. Troverete quindi tutti i numeri riferiti al sondaggio a pagina 3. Ma passiamo a pagina 4, sempre per quanto riguarda i nodi dell'immigrazione, notizia che ci porta anche in Veneto, Piantedosi, ministro dell'Interno, faremo entrare più stranieri se davvero servono alle nostre imprese. Il ministro dell'Interno a Venezia, il flusso incontrollato di migranti è insostenibile, mai più accoglienza nei grandi hub. Questa è la dichiarazione del ministro dell'Interno. Battaglia per i diritti a pagina 5, rivincita arcobaleno sul governo, Roma discrimina le coppie dello stesso sesso e i loro figli, dura condanna del Parlamento europeo allo stop alle registrazioni. Io e tanti altri sindaci non ci arrendiamo alla protervia di chi nega un incontro su un tema delicato che coinvolge le nostre città, questa è la dichiarazione di Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Pagina 6, le sfide dell'economia, tagliata la bolletta della luce del 55%, buona notizia quindi per le famiglie che risparmieranno da 793 euro. ARERA compensa il ritorno degli oneri di sistema e Bruxelles proroga a marzo 2024 il taglio del 15% dei consumi di gas. Questa è la fotografia, ai tempi diciamo così non sospetti, l'andamento del prezzo dell'energia elettrica era di 19,67, siamo nel 2020, il picco è stato registrato al quarto semestre del 2022 con un 66,01 per arrivare al secondo semestre del 2023 con 23,75. Ripetiamo, avremo un abbassamento in bolletta del meno 55,3% per la bolletta in tutela nel secondo trimestre 2023. E adesso l'approfondimento riferito alla salute di Papa Francesco, siamo a pagina 7, la forza di Francesco, questo è il titolo. Il pontefice ricoverato al Gemelli ha una bronchite su base infettiva, in bilico le celebrazioni della Pasqua, con un tweet esprime la gratitudine, toccato per i messaggi ricevuti, Biden, il presidente degli Stati Uniti, il mondo ha bisogno di lui. Giallo in regione, di temi come morta mia moglie, io credevo che fosse caduta, lo sfogo del marito e il racconto del primo soccorritore, aveva un foro piccolissimo nella nuca. La tragedia, in questo caso il giallo, è avvenuto ad Ariano nel Polesine. Politica regionale, Federica bis attrazione Fratelli d'Italia, il test Friuli Venezia Giulia agita le acque in Veneto, gli equilibri interni al centrodestra, la prova del voto, il presidente teme il sorpasso dei Fratelli, ovviamente parliamo dei Fratelli d'Italia, a maggio si vota a Vicenza e Treviso, ma intanto il partito di Meloni alza l'asticella in regione. Zaia con Fratelli d'Italia condivisione di vedute e di progetti, con Fratelli d'Italia a destra vediamo il coordinatore Luca De Carlo, ci lega una progettualità a livello non solo regionale ma anche nazionale, non solo non c'è alcuna tensione ma i rapporti sono costruttivi, così Luca Zaia, questa è la dichiarazione del presidente della regione Veneto. Si parla di sanità veneta a pagina 10, sindacati e regione si interrogano sulla carenza di medici e di infermieri, alla perdita di 1000 sanitari di base risponderà la formazione di 800 laureati, manca metà dei paramedici, responsabilità e retribuzione, i nodi da affrontare. L'inchiesta a Padova, docente universitario indagato per truffa, la sua laurea a Miami non risulta valida. Silvano Bolzonella, 57 anni, è stato professore a contratto in diversi dipartimenti e ha lavorato anche per vari enti pubblici.
Ma passiamo a una notizia che riguarda sempre, in questo caso, il bellunese. Siamo in provincia di Treviso, ma i titolari sono tutti bellunesi. Dal Comelico, DBA Group ritorna inutile e ora punta sulla sostenibilità. Nel 2022 il valore della produzione è stato pari a 85,4 milioni di euro. Giornata positiva del titolo in borsa, l'azienda di Villorba ha chiuso a più 2,67%. E adesso siamo arrivati alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 14. Emergenza idrica, giro di vite sull'acqua, pronto il piano dei divieti dagli orti alle fabbriche. Il Consiglio di Bacino ha preparato un'ordinanza tipo con le misure restrittive e GSP invierà il bollettino settimanale sulle riserve idriche, 3 scaglioni di interventi. E queste sono le principali misure per gli acquedotti. Stato di attenzione: dalle 6 alle 22 è vietato irrigare aree verdi, aiuole e prati, campi sportivi, irrigare a scorrimento gli orti, lavare l'auto al di fuori degli autolavaggi, utilizzare l'acqua di acquedotto per impastare o diluire malte, cementi o pitture. È comunque sempre vietato far scorrere l'acqua per raffrescarla, tenere le fontane a getto continuo, attivare giochi d'acqua e getti ornamentali, riempire e ricambiare l'acqua nelle piscine private, lavare e idropulire aree e cortili pubblici privati, fatti salvi i casi di igiene, fare manutenzione agli impianti che comportino utilizzo ulteriore di acqua. Tubature e colabrodo, interventi per salvare 90 milioni di litri l'anno. Questa è la situazione degli acquedotti in provincia di Belluno. GSP ha pronti nuovi progetti per il Nevegale e il capoluogo. In via internati e deportati si userà una tecnica senza scavi. Siamo a pagina 17, sanità, ingaggiati 3 medici pensionati per tagliare l'attesa sulle patenti. L'USL numero 1 Dolomiti corre ai ripari per la commissione che valutano i casi particolari. Il direttore della prevenzione Cinquetti, 2 mesi per accedere al servizio. E oggi alle 16:30 alla Berreria Pedavena, Stati Generali sulla fragilità, accordo di programma per un welfare sociale. Continuiamo con pagina 19, biomasse con truffa e turbativa, in 4 finiscono a processo. La procura contesta irregolarità nella partecipazione ai bandi sui lotti boschivi, presunti raggiri per 725.000 euro legati al prezzo incentivato della filiera corta. Il giudice ha ammesso le parti civili, la SICET e la CEB rifornite del materiale eco. Altre notizie brevi che troviamo in questa pagina: Confindustria Belluno sbarca a Bologna con l'Innovation Valley. Oggi in Piazza dei Martiri incontri con la Postale sul bullismo in rete. Siamo a pagina 20, mobilità, pass disabili nel circuito Veneto, semplificato l'accesso alle ZTL, notizia che ci porta nel capoluogo. Il comune aderisce alla banca dati delle targhe che hanno sempre via libera, interessati 800 bellunesi non dovranno più annunciarsi per evitare multe. Il caso di scariche a Sopracrode, un uomo fa pulizia e rischia la segnalazione, rifiuti abbandonati in una scarpata, come si può vedere da questo scatto, nella zona di Sopracroda. E da Palazzo Rossi, benessere degli animali, commissione al lavoro per l'area sgambamento. Continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, e in questo caso spostiamoci a Feltre con pagina 37, ridotti i tagli e luci accese fino alle 2, Bona, l'assessore comunale, risparmiati finora 120.000 euro, anche a Santa Giustina posticipa lo spegnimento dei lampioni. E per quanto riguarda il mondo giovanile, lavoretti estivi per i ragazzi, parte Ci sto a fare fatica, 50 euro a settimana ai giovani grazie ai fondi della regione. Con Feltre partecipano Alano, Cegemaggiore, Quero, Vas e San Gregorio nelle Alpi. Notizia di spalle: Cegemaggiore, auto finisce fuori strada, anziano ferito. E continuiamo con pagina 38, Renzo Zolletta alla guida del CAI, accendiamo l'entusiasmo. Il geologo ed ex vice sindaco di Fonzaso è stato eletto alla presidenza della sezione feltrina, è socio del club alpino dall'età di 15 anni o ancora la tessera con la firma di Walter Bodo. Molti gli aspetti da portare avanti, importantissimi rapporti con il parco. Questa è la dichiarazione del neoeletto presidente del CAI di Feltre, parliamo di Renzo Zolletta. Pedavena, esercitazioni sezionale, 300 volontari pronti per 14 cantieri, definiti i dettagli delle manovre di progettazione civile ANA. Alla metà di aprile verrà simulato un incendio alle scuole elementari. Ancora dal Feltrino, Sovramonte, turismo dei rifiuti, isole intelligenti a Croce e alla Finadora. Rifiuti dei villeggianti, la giunta dice basta alla confusione, i proprietari di seconde case utilizzeranno una chiavetta. E sempre a proposito delle immondizie, Fonzaso e Pedavena discutono la gestione, in questo caso per la differenziata.
Siamo a pagina 40, Limana, Valmorelle, l'ex osteria rivivrà e non sarà solo una locanda. Al piano terra la Fondazione Esserino Piola, laboratorio, un punto informativo, sopra bar, ristorante e 6 moderne camere, tutte con sauna e idromassaggio. Notizia di spalle da Borgo Valbelluna, centri estivi, martedì incontro informativo all'ex chiesa di San Pietro. Siamo a Longarone con pagina 41, un viale intitolato ai soccorritori, l'omaggio civico per il 60° del Vajont. Sarà individuato in zona fiera, la cerimonia l'8 ottobre, attesa la presenza di Mattarella e di Roberta Mezzola. Ponte nelle Alpi, ampliamento Emmon, via libera con novità dal Consiglio Comunale. Longarone è ai domiciliari ma tenta un furto, assolto dall'accusa di evasione. Tambre dalle 20:30, venerdì la processione che sale fino a Tambruz. Al Pago, gruppi di cammino, si riparte il 22 aprile. Spostiamoci in Agordino con pagina 42, Agordo Taibon, ponte a Bries, oggi il collaudo, se va bene tra 15 giorni si apre. La prova di carico sarà fatta con sacche d'acqua distribuite su tutta la lunghezza. Da lunedì i lavori di rifinitura con la posa di staccionate in legno e segnaletica. La struttura permette di superare il cordevole, era stata posizionata nell'agosto scorso. Cencenighe verso il voto, Soppelsa, basta indugi, corre ancora da sindaco con la stessa quadra. Agordo strangolò il cane Caos, messa in prova per 8 mesi. Pagina 43, Cortina, non c'è copertura economica, salta il Requiem, gli organizzatori di Musicantus, il budget inizialmente stimato si è rivelato insufficiente, ma resta l'evento del 13 maggio e i municipio storcono il naso. Ancora da Cortina, Pirro, un inverno soddisfacente, molti hotel aperti fino al 1 maggio. L'evento Gustarte, insolita storia d'amore tra un tavolo e una tavolozza, concluso con esposizione delle opere e pranzo, il progetto di Cortina Foras, che ha visto lavorare insieme i ragazzi dell'artistico e dell'alberghiero. Ancora da Cortina, Darin, il country club riaprirà, non sarà un'estate senza tennis dopo l'uscita polemica di Fanucci, l'assessore spiega di essere già al lavoro, procedura selettiva per il gestore 2023 e ricognizione sui lavori da fare subito. Pieve di Cadore, centro trasfusionale, c'è un cambio di passo, inaugurate 4 nuove moderne postazioni meccanizzate e funziona la sinergia tra la sezione ABVS, parliamo dell'Associazione Bellunese Volontari di Sangue, e l'USL numero 1. Progetto Interreg, Dolomiti Live sarà un aprile ricco nei musei cadorini. Passiamo alla rubrica Cultura e Società, la primavera dell'arte, scoppiano di luce, di energia e colore, Bacci è tornato nella casa di Peggy. Alla collezione Guggenheim si celebra l'artista veneziano che affascinò la mecenate con la sua forza espressiva. Gli eventi del bicentenario, Canova nel suo tempo, Sommariva, il potere e quell'Apollino eterno. E continuiamo con Giorno e Notte. A Santa Giustina torna il festival Vita e Parole, il tema dell'amicizia tra arte e letteratura, la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Pro Auditorium. I 3 appuntamenti si svolgeranno domani, il 14 e il 21 aprile, alle ore 20:30. Sport bellunese, Hockey Alps League, il supplementare è fatale per il Cortina, il Salzburg vince e pareggia la serie. Grande equilibrio davanti ai 500 dell'Olimpico, Zardini Lacedelli fa il 3-3, poi il gol decisivo di Wimmer. 3-4 il risultato finale. Hockey Under 15, la Lega Cortina è super finale scudetto con Lappiano. E sempre dall'Hockey, Serie C, domani alle 19:30, gara 1 contro il Pinè, clamoroso divorzio 2 giorni dalla finale, Zampol si dimette, il Feltre è senza allenatore. Pallavolo Serie 3, decol, nemico speciale per la Darold, Macerata non verrà a Belluno in gita. Sempre per la pallavolo Serie C femminile contro il Silea, Belluno cade al quinto set, corsa salvezza complicata. Basket prima categoria, serataccia del Fonzaso, ma sconfitta quasi indolore 64-54 tra Casale e Fonzaso. Calcio di Serie D, Dolomiti, Tegola Macchioni, stagione finita per il terzino. Oggi la risonanza a Modena, ma è molto probabile una lesione a legamento. Sono caduto male in allenamento, tornerò presto a fare il tifo per i compagni. Domani a Levico sono fuori anche Sviderkowski, Alcides, Sommacal e Fernandez. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Iniziale nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura seguite da cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata crescente instabilità con nuvolosità cumuliforme dapprima sulle zone montane e pedemontane, poi nel pomeriggio anche sulla pianura dove si alterneranno annuvolamenti e schiarite. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.